Al centro, grazie. Il centro lo vorremmo un po' di più. Ma non dovevamo parlare di questo però. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere così tanti, così numerosi. Siamo in 500 in questa sala, in overbooking, e quindi gli altri ci seguono online su YouTube. E questo è il 6º appuntamento del grande calendario organizzato per festeggiare i 50 anni, l'anniversario per i 50 anni della fondazione del Centro della Famiglia. Ha un filo conduttore con un titolo Storia e futuro con al centro la famiglia, organizzato anche questo in collaborazione con moltissime associazioni, poi avremo modo di citarle. Sono eventi rivolti a tutta la cittadinanza, vedo qui il sindaco, poi lo chiameremo, agli amministratori locali, agli insegnanti, appunto al mondo dell'associazionismo, a quello della sanità. Per esempio ci saranno degli incontri legati alla fertilità organizzati assieme quindi al consultorio del Centro della Famiglia, l'ULSS 2, l'Ordine dei Medici. Non dimentichiamo quelli dedicati agli operatori di pastorale. La scorsa settimana al Centro della Famiglia, qui dietro a San Nicolò, c'erano più di 60 sacerdoti. E così si è anche capito che questo Centro della Famiglia è davvero unico nel panorama non soltanto del Veneto, ma di tutta Italia. Centro della Famiglia è riconosciuto come punto di riferimento per i suoi percorsi di sostegno e di formazione alle famiglie, e questa sera, con il patrocinio di ANCI Veneto, la conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, il forum delle associazioni familiari del Veneto, affrontiamo un tema di grande spessore. Il titolo è qua dietro: famiglia, democrazia e pace. Devo dire che ai miei tempi, ovviamente io sono una boomer, per chi mi conosce, insomma sono di Treviso, più o meno sapete chi sono, famiglia era scontata, cioè neanche ci passava per l'idea che io non avrei avuto una famiglia, non avrei avuto dei figli. Democrazia era una grande conquista, perché i miei genitori se lo ricordavano cosa c'era prima. E pace, cominciavamo quella meravigliosa era che si è conclusa nel 2022, perché la pace, parlare di pace comincia a essere complicato. Allora, famiglia, democrazia, pace sembrano essere valori messi molto in discussione in questo momento. Tant'è che nel catenaccio, come diciamo noi giornalisti, nel sottotitolo leggiamo dalla cura dei legami alla custodia del mondo, perché con tutta evidenza bisogna curarli questi legami per essere capaci di custodire il mondo. È tanta roba, ma insomma almeno volersi bene fra vicini di casa sarebbe importante. Per parlarne con noi abbiamo il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, anche arcivescovo di Bologna, sicuramente uno dei riferimenti della Chiesa di Papa Francesco. Lo salutiamo con un applauso adesso che è qui. Lo accompagna qui al tavolo Monsignor Michele Tomasi, il nostro vescovo. Ma prima di dar loro la parola, ovviamente un saluto dai padroni di casa. Li chiamo subito tutti e due, sono Don Francesco Pesce e il sindaco di Treviso Mario Conte. Eccoli. Allora, Don Francesco Pesce è direttore da una decina d'anni del Centro della Famiglia, è praticamente coetaneo del Centro della Famiglia perché ha la stessa età. Centro della Famiglia che è nato, e qui preparatevi un applausone grande, grazie a Don Mario Cusinato. Sempre per spoilerare, io l'ho conosciuto soltanto 45 anni fa per il mio corso prematrimoniale, per cui insomma abbiamo detto tutto. Eravamo molto più giovani, Don Mario, eravamo molto più giovani. Don Francesco Pesce porta avanti questa missione con molta cura, con tanto lavoro da fare, perché il Centro della Famiglia è davvero un riferimento per questa città, per le famiglie e per tanti altri argomenti. Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuto al Cardinal Zuppi, al Vescovo, al Sindaco, tutte le autorità, tutte le organizzazioni partner, a tutti i presenti. Da parte mia
e da parte delle tante famiglie del Centro della Famiglia. Il Centro della Famiglia non è solo un'istituzione che da 50 anni si dà da fare per le famiglie, ma è anche una grande rete di famiglie vive, appassionate di relazioni familiari e di relazioni sociali. Siamo qui in tanti questa sera, in un giorno importante per la città di Treviso, a parlare di pace e di democrazia. Per preparare questo incontro ci siamo posti una domanda, siamo partiti da una domanda: ma è possibile voler bene alla nostra famiglia tenendo chiusa la porta di casa? Mi sono rimaste impresse le parole di un uomo, padre di 3 figli, che dice: a volte con mia moglie ci chiediamo di cosa nutriamo i nostri figli. Facciamo entrare il mondo? È una bella domanda questa. Facciamo entrare il mondo in casa nostra? E assieme all'altra domanda, facciamo uscire la nostra famiglia nel mondo? Un'altra bella frase, mi sembra significativa, che ho sentito dire più volte da famiglie del centro, è che quando siamo insieme ad altre famiglie ci sentiamo più famiglia. Mi sembrano delle parole che ci danno una luce. L'impegno per il bene comune, per la custodia del mondo, non è solo uno sforzo, un impegno, no, ma non è solo per chi ha tempo, ma è qualcosa di bello. È bello essere responsabili insieme, prendersi cura del mondo insieme. È bello perché facendolo si scopre che generiamo speranza e lo facciamo solo insieme. Allora davvero grazie a tutti di essere qui, grazie al Cardinal Zuppi, e buona serata, buon compleanno al Centro della Famiglia, ma soprattutto buon lavoro e tiriamoci sulle maniche insieme. Grazie. Grazie a Don Francesco. E allora la parola al Sindaco Mario Conte, anche lui molto generoso ad essere qui perché questa è una giornata importante per la nostra città, l'81esimo anniversario del disastroso bombardamento che il 7 aprile del 1944 distrusse il 70% della città, Sindaco. Quindi parlare di famiglia, di democrazia e di pace è un dovere. Assolutamente sì, grazie innanzitutto e buonasera a tutti. Però Don Francesco ha 51 anni. Lo so, ma gliene ho dato io uno di meno. Dai, già mi invecchio io, lascia che ringiovanisca lui. Per essere precisi, perché poi... Cioè, vorresti dire che è tuo coetaneo? No, perché lui non mi sconta mai niente, no? No, però a parte gli scherzi, sono relazioni amichevoli. Innanzitutto do il benvenuto al Cardinal Zuppi, è davvero un grande onore riaverla qui a Treviso. Ci siamo visti sempre in questa sala e una volta anche nel binario a Roma, che lei stava andando a Bologna, abbiamo fatto un tratto di strada insieme. Un saluto al Vescovo Michele. È una giornata particolare perché 81 anni fa 159 aerei bombardieri statunitensi scaricarono 2000 bombe in 7 minuti, 1600 furono i morti, 103, di cui 138 bambini. E quelle parole in realtà le ho richiamate anche nel discorso di oggi, perché la democrazia ovviamente lì è stata violentemente interrotta quel giorno e la pace è stata disintegrata sotto i colpi delle bombe, però la parola famiglia poi è stato il punto cardine della rinascita di una comunità. Devo dire che in quel periodo il vescovo di Treviso era il vescovo Mantiero, che viene ricordato da tutti come il vescovo insanguinato, perché ancora con l'allarme aereo in funzione lui uscì per andare a dare l'ultimo saluto alle vittime, a prendersi cura dei feriti, così come ho voluto ricordare Mario Botter, che fu interprete della rinascita strutturale, architettonica della nostra città, che idealmente la vedo come una rinascita anche sociale, e forse è esattamente quello che abbiamo bisogno oggi. È per questo che nello scherzare mi permetto con Don Francesco, in realtà lo voglio ringraziare per il lavoro e la presenza del Centro della Famiglia nel nostro territorio, che è un caposaldo di valori che oggi sono stati un po' persi dalla comunità, e la rinascita di una comunità parte proprio da quei valori che invece attraverso il Centro della Famiglia, i centri di ascolto, i consultori cerchiamo di tenere vivi, anzi di rafforzare, di incrementare e di rendere e di mettere a disposizione della nostra comunità. Però incontri come quello di stasera sono davvero molto molto importanti e spero che ognuno di noi ne faccia tesoro e poi porti il messaggio che uscirà da questa sera a tutte le persone che conosciamo. Dobbiamo diventare, come si suol dire, virali,
perché oggi tendenzialmente diventa virale tutto ciò che è negativo e invece diventa quasi esclusiva la positività. Ecco, dobbiamo invertire la cosa e andiamo a casa con una responsabilità in più, quella di diffondere i messaggi di pace, di democrazia e i valori di famiglia. Un ringraziamento va al Vescovo Michele, perché non mi stancherò mai di dire che è la persona giusta nel momento giusto, col suo sorriso, la sua parola, la sua presenza sta accompagnando la nostra comunità in un periodo che è caratterizzato da molte difficoltà ma anche tante opportunità. E devo dire che... Sindaco, simpaticamente. Chiudo. Sì. E devo dire che sono molto contento e orgoglioso di averlo qui, e quindi io, nel ringraziarvi, auguro davvero a tutti una buona serata. Saluto anche il mio predecessore Giovanni Malillo, che ho visto in platea. Grazie. Certo. Grazie. Sempre simpaticamente ricordo che nel 1944 non è che hanno bombardato la democrazia, che ancora non c'era, perché stavamo in un altro periodo. E non ho chiesto se hai fatto il corso prematrimoniale, perché... Però andiamo oltre. Allora, il Vescovo Tommasi per un breve saluto. Il saluto è veramente buonasera a tutti, a tutte. Bello che siete qui, avete fatto un'ottima scelta, penso. Grazie al Cardinale Zuppi di essere qui con noi. La sua generosità è veramente grande, però siccome siamo qui per ascoltare lui, iniziamo subito e buona serata davvero a tutti. Grazie, grazie. Cardinale, immagino le abbiano detto che faccio la giornalista. Ecco. Ne ho avuto il sospetto. Intanto sono molto onorata di conoscerla e per questo ringrazio Don Francesco Pesce che mi ha coinvolta, o non so se devo essere arrabbiata con lui piuttosto, perché mi ha coinvolta in questa serata. In Vaticano si è appena concluso l'appuntamento, l'assemblea sinodale, con il rinvio del testo che andrà alla fine di ottobre. Tantissimi erano i partecipanti, oltre 1000, 28 gruppi. C'è stata una grande discussione e la discussione in qualche modo è continuata. Adesso, giusto per citare ancora Don Mario Cusinato, nella sua regola quando ha formato il centro della famiglia è: siamo fatti di relazioni. Evidentemente il Sinodo ha preso sul serio questa possibilità di essere fatti di relazione, per sentire forte questo bisogno di dialogo e ancora di discussione. Butto lì un po' come sta la Chiesa? A mio parere, diciamo, tutto sommato bene. Se noi dovessimo dire proprio che siamo una fuoriserie, no. Qualcuno pensa che siamo una roba, diciamo, da mettere nelle anticaglie oppure da visitare ogni tanto, come dice Pietro, ti faccio vedere come eravamo. Qualche volta ci mettiamo anche noi nelle anticaglie, nel Papa Francesco direbbe nel Museo delle Cere, eccetera, no? Conserviamo bene tutto, benissimo, infatti non c'è più la vita, però conserviamo tutto quella che c'era di vita, no? Ma io penso invece che la Chiesa con la consapevolezza seria di quello che è, direi bene, è vitale, discute, si confronta, cerca di cambiare, di affrontare i problemi, di stare insieme. In un mondo dove ognuno si fa gli affari propri, ancora nella Chiesa c'è qualcuno che dice: guarda che esistono gli altri. L'ha appena finito di dire Francesco per la famiglia, ricordando una cosa, che anche la famiglia non è, diciamo così, una roccaforte, ecco. Per cui direi bene con tanti problemi, ma noi abbiamo anche un'idea di benessere che è un po' bagata, a mio parere. Cioè era quella di quando ero ragazzino, che non so se tipo di cartoni animati, quelli con tutte le banane che scendevano, che uno guardava, tipo il paese della cuccagna, per intenderci, no? Quello non è benessere. Ecco, benessere è affrontare anche il male. In questo senso credo che la Chiesa sta bene, perché ancora c'ha voglia di combattere il male, di combattere la solitudine, di essere gratuita, di essere uno spazio di umanità, di accoglienza, di dove si incontra il volto del Signore, e lo si incontra nell'umanità delle nostre comunità, delle
nelle nostre chiese, per cui direi con tante preoccupazioni, dopo andiamo. Ecco, però direi bene, c'ha tanta voglia di vivere, sicuramente, di guardare al futuro e di avere speranza. Sentite, io adesso non devo fare un pensiero, ci va sempre col Papa, ma non è che perché bisogna mettercelo sempre, penso lo mettiamo davvero, anche perché non si è cattolici se non si obbedisce al Papa, penso da qualunque Papa, ovviamente, noi ce ne abbiamo qui uno che ce lo ricorda, no? Che vi ricorda e ci ricorda. La forza nella fragilità, credo che ne dovremmo parlarne, che ci dimostra questo Papa è straordinario, la voglia di futuro che ha, la voglia per qualcuno dice matto che pensa al futuro, per fortuna che con il rischio di cambiare, certo anche con il rischio di cambiare, chi non fa niente non sbaglia, no? Se non mi ricordo male, probabilmente a Don Mario qualcuno gli ha detto ma tu sei matto, sbagli, qualcuno l'aveva fatto qualche cicchetto, ci aveva detto tanti adesso. Da noi cicchetto vuol dire un'altra cosa, però no, hai ragione, gli ha dato il cicchetto. Bene, vabbè, quindi questo comunque direi con tanta voglia di futuro, con tanta speranza. Allora, forza nella fragilità, voglia di futuro. Ieri Papa Francesco ha fatto una bellissima sorpresa a tutti noi perché è uscito in pubblico, è stato fra la gente, e questo credo che abbia dato moltissima speranza a chi lo aspettava. E nell'anno del giubileo che Francesco ha voluto intitolare alla speranza, è una parola che ritornerà più volte, credo, in questa serata, se è vero che dobbiamo comunque avere la speranza, che è una delle virtù teologali, è vero che bisogna anche in qualche modo accudirla, crescerla, farci portatori, non è semplice. Sì, da un certo punto di vista non è semplice, se c'è, però la speranza ha una forza, ecco, però io ho paura che dopo sia troppo forte, per questo mi sono tenuto un po' lontano. La speranza è tenacissima, adesso va di moda la storia del resiliente, no? Perché poi abbiamo le semantiche, ma ci sta anche, fa bene qualche volta sono un po' così fastidiose, ma insomma è tenacissima la speranza, e non è per i super, per tutti quanti quelli normali come noi. La speranza sì, certo, è faticosa, e se ho speranza sono contento di far fatica. Se non ho speranza, anche alzarmi da letto proprio mi diventa fastidioso, complicato, devo chiedere 4 consulenze agli psicologi, 5 coach mentali per provare ad alzarmi. Se ho speranza corro, questo per cui penso a me che piace molto il concetto di fare fatica e rimboccarsi le maniche. Siamo al tema di questa serata e poi lasceremo lo spazio alle domande. Famiglia, democrazia e pace, dalla cura dei legami alla custodia del mondo. Questo è il tema di questa sera. Ne saremo capaci? Sempre rimboccandoci le maniche. se non ci guardiamo l'ombelico, se non pensiamo, se non riduciamo tutto al mondo, all'io, cosa che diciamo tendenzialmente è un po' l'intossicazione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questi anni in maniera effettivamente pervicace, diciamo, penso che lo troveremo, soprattutto la passione, la spinta. L'idea di avere tutte le risposte, quindi faccio le cose perché ho tutte quante le risposte, è fallimentare, no? Il nostro Signore ha moltiplicato il pane con 5 pani e 2 pesci, e se aspettava tutte le risposte stava ancora lì a cercare di convincere qualcuno a comprare e via dicendo, no? Per questo penso davvero che è un problema di passione, di futuro, di responsabilità, di debito, perché quello che ha detto lei è giustissimo, io lo sento il debito, Papa Giovanni Paolo disse: io sono un sopravvissuto. Io sono un figlio di un sopravvissuto.
quest'anno per voi sono 81, quest'anno saranno 80 anni dalla fine della guerra. La responsabilità della pace ce l'abbiamo noi, Io penso, per questo penso che tra le altre cose anche un po' un senso di responsabilità, per cui ci riusciremo. Se non ci guardiamo l'ombelico può essere, se proviamo a guardare gli altri, a guardare il mondo anche, sì, poi non è che dici ci riusciamo perché ci dopiamo, ci prendiamo qualcosa, ci riusciamo perché o perché abbiamo speranza, perché siamo cristiani, perché abbiamo speranza che questo mondo cambi, proprio perché cerchiamo l'altro, tanto l'altro lo cominciamo a vivere qui, insomma, per cui io penso di sì, se smettiamo di guardarci l'ombelico. L'ha detto un po' di volte, quindi direi che è una cosa fondamentale, uno sguardo allargato capace di vedere un po' oltre i nostri confini. Grazie. Adesso credo che possiamo dare la parola alle prime domande. Facciamo così, inviterò, abbiamo una decina di minuti per la domanda e le risposte, faccio anche l'arbitro ogni tanto. Vede che ho messo qua l'orologio perché poi mi tirano le Quanti orecchie, cartellini altrimenti... gialli abbiamo? Uno? Due? Solo uno. Aia. Partiamo dalle famiglie e quindi invito una coppia, Francesca Moratti e Cristian Longo. Loro sono in rappresentanza del Centro della Famiglia e del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. E la loro domanda è incentrata su questo tema, il ruolo delle famiglie nella Chiesa e nel mondo come portatrici di pace e democrazia. Faranno la domanda, poi li faremo risedere al posto, così il Cardinale risponderà a tutti e non soltanto rivolto a voi. Prego. Eminenza, oggi la famiglia sta affrontando una crisi profonda su più fronti. Da un lato assistiamo a un calo demografico preoccupante, con sempre meno nascite e un futuro incerto per le nuove generazioni. Dall'altro, la famiglia è spesso messa in discussione sul piano valoriale, tra modelli alternativi, difficoltà economiche e una cultura che sembra indebolire il suo ruolo centrale nella società. Tuttavia, vediamo anche segni di speranza. Molte famiglie, pur tra le difficoltà, riscoprono l'importanza della cura delle relazioni, la bellezza dell'essere comunità, dell'educazione dei figli e della trasmissione della fede. In particolare scoprono di essere laboratorio perenne di pace e democrazia. In questo contesto, quale ruolo vede per le famiglie in una Chiesa concretamente portatrice e fautrice di questi valori nel mondo? Grazie a Francesca Moratti e a Cristian Longo. 10 minuti. Allora, non lo posso guardare, no, un po' troppo. Anzitutto, siccome sono passati 50 anni, questo lo fate anche credo in questo percorso di celebrazioni in cui credo non ci sia niente, c'è da ringraziare il Signore sicuramente per un luogo che ha significato tanto non soltanto per Treviso, no? Penso appunto, che ne so, adesso già Adriano che ha già una responsabilità nazionale, è anche un bellissimo frutto di quanto le intuizioni di questi anni poi aiutano e aiuteranno tutte le famiglie del nostro paese. Uno dovrebbe dire, se si fosse, non mi ricordo come si chiama quel film di quello o di quella che si risvegliano, che è la fine del comunismo, che pensa che non gli vogliono dire che il comunismo è finito, eccetera. Se Don Mario, diciamo, si risvegliasse dopo 50 anni, si guardasse intorno e dice: ma che è successo? Ma qui sono tutti matti, non so, non ci si sposa più, le convivenze sono maggiori rispetto, diciamo, ai matrimoni, anche a quelli civili, diciamo, è cambiato parecchio, moltissimo. E questo forse ci deve anche, perché il presidiare i valori è giustissimo, ma presidiare i valori non è una roba tipo appunto così con la lancia e la spada per cercare di espenderli e ricapirli, altrimenti appunto come su altre cose, no? C'è, scusa, l'immagine della bottiglia, di un tirello dentro in bottiglia, li perdi definitivamente, no?
siamo tutti d'accordo, penso, sui valori, poi dovremmo entrarci dentro, eccetera, però diciamo con quei valori. E, per esempio anche capire appunto che cosa è successo, perché quei valori non funzionano, oppure forse li dobbiamo ritrovare, ricominciare a ritrovare da qualche altra parte, perché il bisogno di famiglia, come giustamente hanno detto, non mi ricordo i nomi, Francesca e Christian, c'è tantissimo, per certi versi c'è ancora di più. Io penso che se ci fosse un termometro, oggi abbiamo ancora più bisogno di famiglia, ancora di più, anche perché appunto siamo ancora più isolati, siamo ancora più soli, perché poi l'egocentrismo fa male ovviamente all'ego, fa male, proprio male, lo deforma, lo fa diventare un'altra cosa, ci fa impazzire, davvero, penso, no? Quindi a maggior ragione c'è bisogno di famiglia, c'è bisogno di relazione. A me è bellissimo diciamo, la chiave della relazione, no? Perché appunto tutto quanto è lì, per provare a restare la cosa. Quindi siamo cambiati moltissimo, dobbiamo partire dal presente, non dobbiamo partire dal passato, dobbiamo ricordarci, portare con noi e soprattutto vivere quei valori oggi, e non appunto conservarli in naftalina, ma metterli nella vita. Siccome però i dati sono dati, quelli dell'Istat di 3 giorni fa, che credo che al nostro Adriano gli hanno fatto venire, dove sta Adriano? L'ho visto prima. Eccolo, gli hanno fatto venire un colpo, ci dovrebbero far venire un colpo. A me la cosa che colpisce, lo dico anzitutto anche a me, ci abituiamo. Allora, 1,18 figli per donna, siamo ancora di meno di quello che, secondo un sociologo, Donati, ormai siamo oltre il punto di non ritorno, cioè che anche se diciamo cominciasse un'attività di filiazione proprio, diciamo così, coata, obbligatoria, che ne so, tutti quanti eccetera, si mettessero sotto e via dicendo, eccetera, non funzionerebbe, non si torna più indietro. È proprio statistico, sociologo, insomma, ecco. L'altro dato che mi ha colpito, ripeto, è dell'Istat, quindi non è che sono appunto l'oroscopo del giornale, no? E nemmeno proiezioni, è la fotografia, è la radiografia, no? Ti metti di fronte a quello che sei, è lo specchio vero, ecco. Allora dice che a parte perché sono contento che sono calati i decessi, questo devo dire, e che insomma tutto sommato non è che proprio mi dispiace, e che anche mi ha colpito che viviamo già 5 mesi come speranza di vita, 5 mesi di vita in più rispetto al 23. E questo bisogna informare. Pensione più in là dopo. Questo bisogna. Vabbè, giusto, certo. Ecco, perché certo è indicizzato su questo, giusto. Ecco, la cosa che mi ha colpito sono le persone che vivono sole. Il 34% delle persone che vivono sole, che è sole. Poi dopo se guardate anche l'età, cioè che la maggior parte di queste hanno più di 65 anni, no? E che insomma questo è il problema. Allora noi dobbiamo partire da questi dati qui. C'è bisogno di famiglia ancora di più. Questo non è dell'Istat, è proprio a Bologna, ma ha colpito che i servizi di igiene mentale, il 25% in più di persone che assumono il crack. E credo che le dipendenze o tutti i problemi di relazione, i disturbi, no? Sono aumentati. Credo qualunque neuropsichiatra infantile ci porta in genere delle statistiche preoccupantissime di come sono aumentate, no, i disagi, di disturbi alimentari, che molte volte sono legati ovviamente a dei problemi di relazione. Non parliamo
dei ragazzi dei NEET, no? Di quelli che non escono, che stanno a casa, che non hanno, eccetera. Peraltro c'è il calo demografico, c'è anche il calo in assoluto. Allora, ecco sì, le famiglie sono 26 milioni, il 36,2%. 20 anni fa era un quarto, già è aumentato in provincia. Allora, di questo dobbiamo parlare. Ed è una sfida bellissima. Io penso che a maggior ragione c'è ancora di più bisogno di famiglia, proprio perché poi dobbiamo interrogarci sul perché c'è questo. E l'ultima cosa, forse piccolissima, è su una cosa che mi sembra che mi ha accennato, non mi ricordo se era il sindaco o Francesco, insomma, così uniamole, vediamo tutte e due, cioè di rendere, di dire la famiglia è più bella, diciamo così, va? Oggi sembra un legame, sembra che vendiamo un prodotto vecchio, diciamo così, ancora con sta famiglia, diciamo così, dobbiamo piazzare un prodotto che non... Ed è questa la nostra sfida, che credo che ci impegni davvero a vivere una dimensione. Che cosa può fare la Chiesa? Ecco, forse l'ultimissimo, scusate perché dice io sono in inganno, perché poi dice però mi ne metto l'ultima cosa. Io penso che la Chiesa, è chiaro che come la società ha nella famiglia la cellula, la base, non c'è dubbio, no? Lo è per la Chiesa, lo è per la società, indubbiamente. Quindi tutti questi dati ci devono preoccupare tantissimo e ci devono mettere sotto a dire ricostruiamo la rete, ricostruiamo la relazione, e questo diventerà generativo, no? Più ci isoli e più sei sterile, più ritrovi un tessuto e più questo ridiventerà generativo, le relazioni diventeranno generative, diciamo così, no? Ecco, e questo è la Chiesa che, diciamo, dovrebbe essere un po' il nostro, come dire, la nostra qualità, il nostro, siamo un po' specializzati nelle relazioni, no? È quello che il nostro Signore ci ha affidato, diciamo, no? Di pensarci insieme, ecco. Per cui più la Chiesa è famiglia, a mio parere, ed è relazione, e questo aiuterà anche a vedere la bellezza di essere famiglia e a ricomprendere, che non lo spieghiamo però con un manuale d'uso, molti spiego, facciamo gli aggiornamenti ai manuali d'uso, ma vivendola e aiutando a ritessere le relazioni. Grazie. Poi là. Un po' spento. Sì. Grazie. Allora, lo diceva Don Francesco che quando si sta in famiglia con altre famiglie si crea, è più bello, si sta bene insieme. Interessante dire che non è un prodotto vecchio, potrebbe essere uno slogan. Per i giovani chiamo Marco Panizzon, in rappresentanza di Federazione Scout d'Europa, AGESCI Treviso, Azione Cattolica, Giovani per la Pace e la Cappellania Universitaria della quale Marco fa parte. E la sua domanda è incentrata sul ruolo della speranza per i giovani in un mondo e un futuro che ne sembrano privi, e quindi quale aiuto dalla Chiesa. Sì, buonasera a tutti, buonasera Eminenza, buonasera Vescovo. Preparando questa serata e dovendo pensare a quali questioni portare alla sua attenzione riguardanti al mondo dei giovani, alcune preoccupazioni sono emerse come preminenti, come condivise. La partecipazione dei giovani alla vita della Chiesa, ai sacramenti, la difficoltà a far scoprire l'attrattività del Vangelo. Per arrivare, e l'abbiamo toccato anche nella risposta che abbiamo visto prima, a una difficoltà del giovane a partecipare alla vita sociale, alla vita politica, alla vita della quotidianità, ecco. Ancora, e probabilmente in relazione a questo contesto, emerge forse quello che è il bisogno di avere dei punti di riferimento, dei testimoni credibili, degli adulti che invece sembrano un po' scarseggiare, complice in parte una famiglia non sempre capace di rappresentare quel luogo del dialogo e dell'incontro.
In questo scenario emergono sempre più di frequente delle fragilità, alcune vecchie, alcune nuove forme di violenza, si parla spesso di questo fenomeno delle baby gang, nuove forme di dipendenza. Lo spettro purtroppo è abbastanza variopinto. Nell'arco di pochi decenni l'aspettativa in un futuro benevolo, che di conseguenza ritroagiva come motivazione nell'impegno quotidiano, è stata sostituita da una visione del futuro un po' più come minaccia, che toglie di conseguenza lo stimolo e l'energia nell'affrontare le sfide della vita del quotidiano, trasformando il nostro tempo in quello che alcuni hanno definito un'epoca di passioni tristi. È un libro di Michel Benassayac. Le chiediamo allora di mettersi un po' nei nostri panni. Qual è il ruolo della fede, il ruolo della speranza in tutto questo? Qual è il ruolo dei giovani? Dove trovare ispirazione per impegnarsi? E per cosa? Per quale futuro? La Chiesa a che punto è nel continuare a meritarsi giorno dopo giorno questa fiducia propulsiva da parte dei giovani? Possiamo dire che oggi la Chiesa è pronta a tendere la mano a chiunque ne abbia bisogno, è pronta anche a cambiare per mantenere ferma questa sua capacità in un mondo che cambia, in un mondo in cui si affacciano nuove forme di diversità. È una Chiesa in sostanza salda nei suoi valori, tanto da potersi permettere di aprire al dialogo con la cultura e all'incontro? La ringrazio, vi ringrazio tutti. Grazie a Marco Panizzon. Ci siamo complicati la vita, credo. Attrattività del Vangelo, adulti che mancano, aspettativa del futuro, le minacce, tanto per dire epoca di passioni tristi, tutto suo. Io lo passerei a Don Michele. Ma no, anzitutto grazie, perché credo che davvero la domanda è un'analisi giusta, giustissima. È già qualcosa, perché se pure l'analisi è sbagliata andiamo bene. Almeno partiamo dall'affrontare i problemi, da chiamarli col proprio nome. Qualche volta facciamo fatica, qualche volta non li vogliamo vedere, qualche volta ci preoccupiamo solo di una condanna morale. E che dopo che dici che è tutto sbagliato, vabbè, tu sei a posto, quelli sono sbagliati, che fai? Forse c'è una domanda, no, da capire, che ovviamente che non vuol dire che è tutto uguale, no? Per cui ci sono alcuni che sono proprio ossessionati da dire no, dobbiamo dire che è sbagliato, benissimo. L'hai detto una volta, dopodiché però devi pure dirgli bene, devi provare a capire che cosa fare, no? Non è che basta dire soltanto che è sbagliato. Mi sembra di capire che il nostro Signore non è venuto a condannare, ma è venuto a salvare, quindi ti devi dannare per salvare. Non è che devi prendere meglio la mira per vedere meglio la pagliuzza, devi fare di tutto per salvare, che è un po' un'altra cosa, è proprio un'altra prospettiva. Allora, domanderei però perché non ci sono punti di riferimento, perché nella domanda dice nel fondo i punti di riferimento ce ne sono pochi, e questo è interessante perché anch'io lo credo che ci sono pochi punti di riferimento. Questo ci riguarda molto a noi, perché insomma tendenzialmente mi sembra che insomma, non è che proprio l'età media, siamo tutti evergreen, però insomma diciamo così, ecco, evergreen, qualche cosa è passato, diciamo così, siamo tutti comunque, rientriamo tutti nei 50 anni, ecco, tendenzialmente dai 50 in su, ecco, qualcuno di meno, ma insomma, ecco. Questo quindi ci interroga i punti di riferimento e chi sono gli altri? Beh, dobbiamo essere noi, no? A parte che dobbiamo essere, anche se fossimo ragazzini, mi hanno sempre insegnato che uno, come dire, deve cercare di essere qualche cosa che aiuta gli altri, non, no? Ecco, la luce va messa sopra, mica va tenuta rigorosamente sotto, no? Se ce l'ha accesa, forse a maggior ragione proviamo a metterla sopra. E perché non siamo un punto di riferimento? Io penso per tanti motivi, davvero sarebbe interessante dirlo, perché noi è curioso che poi ci mettiamo o al di sopra,
che non vuol dire essere punti di riferimento, perché per essere punti di riferimento devi essere luminoso. E se sei luminoso sei un punto di riferimento, no? Qualche volta abbiamo una supponenza, guardate, che non va bene, che irrita, che riusciamo a rendere irritanti le cose belle. Caspita, riusciamo a rendere noioso il Vangelo, che è una cosa bellissima. Penso che qui sono una porta aperta, non credo che qualcuno dice no, a me il Vangelo mi ha rovinato la vita, non credo che tendenzialmente no. Però riusciamo a renderlo antipatico, riusciamo a renderlo faticoso, inutile, che come dico, una cinta che devi tenere stretta, mannaggia, io voglio invece fare una bella roba, eccetera, eccetera. Ci siamo riusciti, e in questo senso siamo veramente caduti ecco, per cui noi siamo i punti di riferimento. Però questo ci richiede, per esempio, di piantarla con, non so, con pensare a noi stessi. Adesso scusate se ritorno su questo, no? Perché siamo punti di riferimento se viviamo quello che diciamo, diciamo così. Livatino avrebbe detto se siamo credibili. E non possiamo essere credibili perché spieghiamo meglio tutte le cose, eccetera. Se le vivi senza spiegarle, lo si capisce. Se non le vivi, passi il tempo a dare spiegazioni e non interessano, non scaldano il cuore, non comunicano, non generano vita, no? Ci vogliamo complicare la vita? E qualche volta io penso di no. Perché voler bene agli altri e complicarsi la vita, far dei figli e complicarsi la vita, sì. Io ho sempre pensato che papà e mamma nella vita hanno sempre fatto papà e mamma, lo sapevo, qui facevano papà e mamma, per cui c'era. Poi ho pensato, caspita se non si sono complicati la vita. I miei si sposarono nel 46, no? 6 figli. E non è che avevano le cose, ho lavorato nel testamento di mamma, no? Mamma era lasciato, che papà era di Roma, mamma era di Milano, quindi poche parole. Vedetevi tra di voi, siamo 5 maschi, vedete tra di voi senza estranei, prima grande indicazione. Seconda, mettetevi d'accordo e ricordatevi che quando siamo sposati, che tutto è frutto del lavoro di papà e mio. E non c'era niente, punto. Quindi ancora di più dovevamo rigare dritti, eccetera. Siamo dei punti di riferimento se ci complichiamo la vita per darla, per riempirla degli altri. Le relazioni, Mario, non Mario, se pensiamo che siano tutte quante delle cose al primo problema mollo, non le cominciare, perché le relazioni hanno 2 versi, uno va, uno torna, e qualche volta ti tornano un sacco di grane. Sì, e quella è la vita, quello è il problema. Per questo penso che un po' noi siamo storditi da un'idea di benessere che ci fa star male, questo è il problema. Io voglio star bene, sono sano, voglio star bene, voglio star contento, non voglio farmi del male. Non so, più soffro, più voglio bene al Signore, poveraccio, quello è venuto a toglierci la sofferenza. No, voglio proprio vivere bene, ma è proprio questo quello che noi dobbiamo provare a vivere. Cioè noi dobbiamo essere gli specialisti nelle relazioni, che proprio di impicciarci degli altri, essere attenti, andare a trovare, invece di stare rimbambiti, scusate, davanti alla televisione o nel telefonino. Quello è il nodo, di complicarci la vita nel reale, non nel virtuale, nell'assumerci responsabilità, nel dire io quello lì l'ho visto, lo vado a trovare. E questo è il nodo. Io credo, penso che insomma, per questo è il punto di riferimento. Fragilità, violenza, dipendenze, sì, perché poi l'egocentrismo in realtà pensi di essere tu a comandare, poi in realtà sei dentro un'isola, eccetera, eccetera, e effettivamente la violenza, caspita se non colpisce. Indubbiamente, anche questa è una grande sfida, ed è anche il discorso delle dipendenze, su cui anche lì io credo che ci vuole tanta attenzione, tanta vicinanza, anche accorgersene, perché
credo che la differenza rispetto, sempre se dovessimo dire rispetto a 50 anni fa, in cui le dipendenze si vedevano per strada perché vedevi i ragazzi che stavano sulla panchina e qualcuno appunto lo trovavi la mattina dopo con la siringa, oggi no, è rarissimo che tu trovi ancora qualcuno, qualche cosa, però non è che non ci stanno. Allora, se è vero che questa è la generazione delle passioni tristi, e che cercano continuamente corroboranti, come si dice, qualche narcotico, no? per continuare, dirci come ci liberiamo le passioni tristi, cominciate ad avere passione per gli altri, poi, o meglio, avere passione per il Signore e quindi per gli altri. Qualche volta uno comincia con gli altri e poi trova il Signore, ma insomma i due sono, come sappiamo, assolutamente legati. Che cosa può fare la Chiesa? La fiducia propulsiva da parte dei meritarsi ogni giorno la fiducia propulsiva da parte dei giovani, e dobbiamo avere la propulsione noi. Se noi guardiamo al futuro, forse i giovani anche loro guarderanno al futuro, non è che dobbiamo andargli a spiegare, guarda, ti spiego io come si fa ad avere coraggio, e se noi abbiamo speranza la troveranno anche loro, la loro speranza, non è che gli insegniamo noi, ma vedranno persone che guardano al futuro, no? Ecco. Possiamo dire che la Chiesa è pronta a tendere la mano a chi chiede aiuto? Dunque, io penso tantissimo, no? Però qualche volta ho l'impressione che sbagliamo tempo, cioè, perché io penso che ne so, penso che Don Michele non fa altro che cercare di tutti i modi, Monsignor Michele, per tutti quanti di stare vicino ai ragazzi, di provare, eccetera, eccetera, e penso che ci riesce perché è credibile, è davvero un punto di riferimento. Non lo dico perché sta qui, ma penso così trasmette simpatia, trasmette empatia, no? Ecco, e già questo, come dire, è la premessa, no? È perché come fai a fare le relazioni se non c'hai empatia? Che fai il laboratorio, che fai, mandi un WhatsApp, se non c'è la relazione comincia col fatto che c'hai una faccia che dice, beh, ma se io con quello ci voglio andare a parlare, e se c'è una faccia, direbbe Papa Francesco, da funerale, da Quaresima senza Pasqua, ma io quello lo evito, meglio, oppure no, aspetta, perché ce l'ha detti di tutti i colori, se non sbaglio anche da mummie, mi sembra da museo egizio, qualcosa del genere ci ha detto, no? Non credo, dice, ma guarda, lui non funzionano le relazioni, forse sì, ecco, e penso che, ecco, poi giustamente prima è stato detto anche che i giovani, e non è che soltanto rispetto alla Chiesa, lo dico non perché mal comune mezzo gaudio, dice, però è che molte volte c'è un ritrarsi in assoluto, un non pensarsi insieme in assoluto, no? Non è soltanto, diciamo, rispetto appunto alla Chiesa. E poi l'ultima affermazione è pronta anche a cambiare per mantenere ferma la sua capacità di tenderla a tutti. Sì, certamente, penso che... Però guardate, penso che non si tratta forse più di cambiare, di riscoprire. Perché qualche volta pensiamo che sia un problema di formule, no? Allora facciamo una formula, vediamo un po' se questa formula qui funziona meglio. E come chi è che porta avanti i gruppi di adolescenti? Mi devo inventare qualcosa per farli venire, per farli star qui, perché se no dopo non vengono, eccetera, eccetera. E fallimentare questo. Cioè, o ci crediamo che abbiamo qualche cosa di bello qualcosa che risponde a loro, non a noi. Il Vangelo non è una lezione che diamo, è qualcosa che risponde alla loro domanda. Per questo penso che la Chiesa, diciamo, deve imparare ad ascoltare. Questo dell'ascolto qualcuno non è ancora andato giù, no? Perché dice, ma come, la Chiesa è maestra, quindi deve insegnare, quelli devono stare a sentire, auguri. Io dico, la Chiesa è maestra, insomma, quel Papa lì ce l'aveva molto chiaro, non c'è storia, ma la Chiesa per essere maestra deve essere madre, va? Diciamo così. Oggi ancora di più, perché la Chiesa deve essere maestra, certo che deve essere maestra nel senso vero, no? Ma perché possa essere così, deve essere madre.
e sei madre, ed è appunto la relazione che permette poi di aiutare, no? Ecco, qualche volta se siamo soltanto, ci sono tanti maestri che ti danno molta più soddisfazione, te la fanno molto più facile, ti fanno vincere la coppa subito, invece che non si capisce mai come va a finire e via dicendo, no? Che ti fanno credere chissà chi, insomma, ecco. Per cui la Chiesa deve essere madre, deve essere maestra. E l'ultimissima cosa, è pronta a cambiare, no scusate, è una Chiesa salda nei suoi valori, tanto da potersi permettere di aprirsi al dialogo e alla cultura dell'incontro. Questa è la sfida. E giustamente sono d'accordo sulla domanda che la saldezza sui valori non è chiudersi, è aprirsi. Purtroppo qualche volta per paura, per poca identità, penso io, davvero per poca identità. Pensiamo che la saldezza dei valori è chiuderli, perché altrimenti li svendiamo, che ne so, eccetera. Qui arriviamo alla parabola dei talenti. Sì, anche, certamente. E quindi in realtà la domanda era una Chiesa salda nei suoi valori, tanto da potersi permettere di aprirsi al dialogo e alla cultura dell'incontro. Sì, la saldezza dei valori è l'identità, è aprirsi al dialogo e all'incontro, e di questa è la fede, e poi ci crediamo, sì. Io penso che davvero la Chiesa ci abbia tanto, forse finisco con la cosa che legge della Spes Non Confundit, quello su cui quest'anno, in cui il Papa invita a un'alleanza sociale, e quindi qua così rimetto in mezzo il sindaco, un'alleanza sociale per la speranza, che sia inclusiva e non ideologica, e lavori per un avvenire segnato dal sorriso di tanti bambini e bambine che vengono a riempire le ormai troppe culle vuote in molte parti del mondo. Ma tutti in realtà hanno bisogno di recuperare la gioia di vivere, perché l'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio, non può accontentarsi di sopravvivere o vivacchiare, nel discorso di prima, di star bene a qualunque costo, no? Di adeguarsi al presente lasciandosi soddisfare da realtà soltanto materiali. Non di solo pane vive l'uomo, proprio vero. E poi l'ultima frase: ciò rinchiude nell'individualismo e corrode la speranza, generando, e questo lo trovo molto intelligente, una tristezza che si annida nel cuore, rendendo acidi e insofferenti. L'ho trovato molto intelligente. C'è un'acidità che poi diventa quella repulsione a pelle, no? Per cui immediatamente uno scatta, deve immediatamente, altro che relazione, cioè, non so, il contrario di relazione che cos'è, Don Mario? Il contrario di relazione è l'individualismo alla fine, no? Tante volte proprio, cioè, qui lui dice acidi e insofferenti, no? È proprio quelle cose di respingersi immediatamente, no? Di non saper vedere niente di bello negli altri, di pensare dell'insofferenza. Questo lo trovo molto giusto, perché però il problema è quando ci si rinchiude nell'individualismo, e questo corrode la speranza. Poi ci sembra la parte dei giovani, ma non ve la leggo, eccetera, che è molto bella, cioè i segni dei tempi che dobbiamo trasformare in segni di speranza. È proprio questo discorso dei giovani, che è bello guardare al futuro, e che il giubileo sia nella Chiesa occasione di slancio nei loro confronti. Grazie. Grazie. Si può spegnerlo. Certo. Perfetto. Devo dire che ascoltarla naturalmente innesca in me molte riflessioni e molte domande, ma non posso, chiamo i prossimi. E allora parliamo di fragilità, di poveri, anziani. Invito Don Bruno Baratto, direttore della Caritas, in rappresentanza anche di Centro Missionario, Migrantes, Pastorale della Salute, Pastorale Sociale del Lavoro della Pace e della Custodia del Creato. E chiamo anche, che si occupano molto di ultimi per la comunità di Sant'Egidio, Greta Coccetta. Eccoli. Allora, Don Bruno Baratto ci parlerà, la sua domanda è incentrata sul rilancio di un processo partecipativo ecclesiale e civile generatore di speranza.
Grazie dell'occasione. Con questi altri compagni di strada, i vari uffici pastorali citati, abbiamo rilevato questo, che è un rilievo che tanti fanno, pur con un cammino sinodale che procede da qualche anno, pur a fronte di iniziative significative come la settimana sociale a Trieste l'anno scorso, avvertiamo una crisi della partecipazione, sia ecclesiale sia civile. Anche qui nella terra di Giuseppe Toniolo, in una chiesa locale che ha visto iniziative importanti di partecipazione ecclesiale e di scuole di formazione sociopolitica in tutt'altro contesto, fino agli anni 70 e 80 dello scorso secolo. Quello che ci preoccupa è che sembra che lo stesso bene comune che potrebbe motivare questo impegno sembra oggi sempre meno motivante, anzi, talvolta è avvertito come una minaccia per il bene individuale o per il cosiddetto interesse nazionale. Basta che guardiamo alla scena mondiale di questi tempi, di questi ultimi tempi. Come potremmo rilanciare un processo partecipativo ecclesiale e civile capaci di generare prospettiva e speranza per giovani, famiglie e tante persone segnate dalla fragilità? Ha esempi di buone prassi in giro per l'Italia che ci possano ispirare in questo senso? Grazie. Grazie a Bruno Baratto e Greta Coccetta per la comunità di Sant'Egidio. Buonasera a tutti, buonasera Eminenza. Nel nostro operare ci appare evidente la presenza straniera nel tessuto sociale italiano, che ci spinge non solo ad agire per una convivenza pacifica e duratura, ma anche a garantire a tutti di beneficiare della democrazia. A che cosa sono chiamate concretamente le famiglie del territorio per accogliere le famiglie straniere che vivono spesso in condizioni di marginalità e povertà? Qual è la testimonianza che dobbiamo dare ai nostri figli perché non vedano nello straniero il diverso, lo scarto, la minaccia? Sempre nei dati Istat comunque è aumentata il numero, la percentuale. Siamo intorno al 10% in Veneto di stranieri, era questo che cercava. Io dicevo della povertà. Della povertà è aumentata, siamo arrivati dell'Istat, a rischio di povertà è il 23,1% della popolazione. A rischio di povertà o esclusione sociale. Grosso modo è aumentato dell'1%, grosso modo, che però il fatto è già aumentato dell'1% è un problema. E poi vuol dire che diventa, credo che qui il direttore della Caritas penso lo può dire, che tutti quanti le ricerche, diciamo, l'osservazione della Caritas è che la povertà tende a cronicizzarsi. Cioè che sono i poveri figli di poveri, che vuol dire che non lottiamo a sufficienza, non combattiamo a sufficienza la povertà. E credo che questa è anche appunto davvero una grande domanda. Allora, come si fa a rilanciare un processo partecipativo ecclesiale e civile? L'ecclesiale e civile non si confondono ma si intrecciano, perché la Chiesa vive nella città. Non è che la Chiesa vive un mondo a parte, sempre proprio non lo è mai stato, da sempre, no? E la Chiesa deve entrare dentro le contraddizioni della società civile, no? Allora, come si fa a rilanciare un processo partecipativo? Creando dei luoghi belli. Io penso che se c'è una sfida nostra della Chiesa è di essere comunità. L'ho sempre pensato, se c'era una cosa che mi entusiasmava della Chiesa era proprio la dimensione della comunità, no? Che vuol dire gli amici, che vuol dire pensarsi insieme agli altri, che vuol dire un legame, che vuol dire sostegno, che vuol proprio comunità. Anche perché se la Chiesa non è comunità, che diventa, no?
E qualche volta, diciamo così, le nostre chiese, le nostre comunità sono piuttosto virtuali, qualche volta lo sono, per esempio, di più nei luoghi più piccoli. Nei paesi, per esempio, c'è una dimensione relazionale molto più forte, spesso si perde invece in città, diciamo così, più, e tendenzialmente la città, poi c'è il digitale che sommerge tutto, a mio parere, per cui riusciamo appunto anche a quelle cose che un po' raccontano, però un po' è vero, che al ristorante siamo in tre con 3 telefonini e si comunica, diciamo, ognuno comunica con un altro pezzo che sta da un'altra parte e non parla con quello che c'ha di fronte, no? Dobbiamo ricostruire la comunità, pensarci insieme, essere comunità, e per essere comunità ci vuole una madre, perché la Chiesa è madre. Una cosa bellissima, cioè vuol dire che non ci generiamo da soli, amiamola, prendiamola sul serio, difendiamola, questa madre che sono le nostre comunità, con la forma che queste hanno. Forse cambierà la forma, non so, già tante parrocchie sono cambiate, che ne so, prima della parrocchia era in un modo, oggi già in un altro, no? Ma l'importante è che ci sia la comunità, che ci siano dei luoghi dove incontrarsi, dove stare insieme, dove imparare a conoscersi, dove confrontarsi assieme con il Vangelo per imparare ad amarsi gli uni con gli altri. Per questo penso, questo ci riaccende. Poi sul problema della partecipazione io penso il servizio. E questo sarebbe un altro discorso lungo, cioè servizio, dono. Qualche volta rischiamo di essere più degli operatori che dei fratelli. E nella Chiesa noi non siamo degli operatori, ma siamo dei fratelli. Qualche volta rischiamo di pensare che giustamente che far del bene significa anche imparare a farlo bene, quindi anche con tutta la professionalità che questo comporta. Ma la prima indispensabile professionalità è la vita tua, è la tua relazione. E non è che il samaritano andava in giro a fare l'infermiere. Si è fermato, ha avuto compassione. Poi io capisco che per certe cose è chiaro che è importante anche, ma se non c'è la gratuità, il dono, il servizio, è questo che poi mette in moto, diciamo, la partecipazione e ricostruisce la partecipazione. Di buone prassi in realtà ce ne sono tantissime. Io penso veramente tante, e qui c'è qualche volta un modo un po' pornografico nostro di cercare così di non rendersi conto, di pensare un'idea astratta, teorica, perfetta, no? E non saper vedere anche la bellezza delle cose, della santità della porta accanto, che è un'espressione così concreta, bella, che va riconosciuta, certo, ma non per gloriarci, per dar gloria al Signore, non per dar gloria a qualcuno, per dire caspita quanto funziona il Signore, che delle mezze tacche, parlo per me in primo luogo, delle mezze tacche continuiamo a essere mezze tacche, però dentro ci sta un po' del suo amore e quindi comunque sia veicola qualche cosa di straordinariamente bello, no? E ci sono io faccio nel cammino sinodale abbiamo ascoltato 3 testimonianze. Per me, siccome qualcuno ha detto no, che noi siamo una roba patinata, no, proprio no. Ed erano Claudio Burgio, quello del Don Claudio Burgio del Beccaria, comunità Kairos, che riesce a strappare i ragazzi, anche che si complica la vita, che si ferisce con delle delusioni, eccetera, eccetera, ma riesce a strappare i ragazzini dal Beccaria, dal minorile, no? Dal carcere minorile di Milano. La seconda la conoscete, non direte perché penso che fosse di Vicenza, ma insomma siete vicini. Sammy e la mamma di Sammy, il papà non c'era perché c'è anche il papà chiaramente, commovente, una forza straordinaria. Io dopo mi sono andato a rileggere il cosiddetto testamento di Sammy, una cosa dove c'è veramente proprio tanta fede, dove c'è tanta speranza. Caspita, quella è buona prassi, più buona prassi di quella.
non è una predica, era la sua vita, era la sua ironia, per esempio, no? La sua ironia senza amarezza, per esempio, senza sarcasmo, ma consapevole anche, come dire, prendendosi anche un po' in giro, no? E la terza erano due ragazzi che erano andati legati al mondo francescano, che sono andati in Togo e hanno iniziato lì ad aiutare. Ma voi di queste cose ce n'avete, adesso sul serio, quello che conosco ogni tanto quando mi capita di trovare di trevigiani, pezzi nel mondo che sono dei pezzi diciamo veramente di santità che riluccica, che brilla, no? Che dà tanta cosa. Per cui io penso di buone prassi, e poi la buona prassi dipende da noi, la buona prassi comincia da me. Se uno pensa delle buone prassi, togliamoci dalla testa l'idea del perfetto, come se fosse un'astrazione virtuale, appunto prima ho detto un po' pornografica, come una cosa di... No, la buona prassi è anche mal ridotti come siamo, come sono, però possiamo fare delle cose bellissime, straordinarie. Penso che ci sono molti di più, e qualche volta abbiamo un'idea un po', a mio parere, un po' ipercritica, soprattutto chi è che ha meno passione nella vita si esercita più nelle aule così a giudicare, a sognare, a immaginare, eccetera, eccetera. Penso che ci sono davvero delle storie di una bellezza, di come davvero la fragilità è la nostra forza. C'era risposta anche a Greta Coccetta per la comunità di Sant'Egidio sugli Proprio stranieri. Sant'Egidio non ho risposto. Dopo migliore le botte. No. Pensava di cavarsene, ma... No, scusa, hai ragione. No, hai ragione. Gli stranieri, no, quello è un problema. No, forse che cosa possono fare le famiglie? Va? Perché sugli stranieri dette tante cose. Io penso soltanto che dobbiamo ascoltare, per esempio, che cosa dicono gli imprenditori, che non trovano, se fosse solo per quello sbaglieremmo, perché non è che la persona c'ha solo le braccia, c'ha anche la testa, c'ha il cuore, è tutto quanto, perché però se proprio dovessimo fare proprio un discorso proprio più bieco, di interesse, eccetera, ci servono tanti. Credo che non so se c'è qualche imprenditore, ma io mi ricordo i dati dell'Emilia Romagna di quante aziende di quante aziende non riescono a trovare i lavoratori, e poi i lavoratori, quindi anche c'è tutto il problema della formazione, no? La Confartigianato non so in quanti miliardi di calcola di mancata produttività, perché non sono stati in grado, per mancanza di manodopera, di rispondere alle commesse, no? Quindi è chiaro che allora, dobbiamo cambiare il registro, cioè, ma non perché nessuno si mette gli occhi da bontà messi col prosciutto da bontà messo sugli occhi, nessuno. Anzi, io penso che l'essere buoni ci fa vedere anche i problemi, anche con forza, no? Tutt'altro che accondiscendenza. Sappiamo che ci sono problemi, certo che ci sono problemi, no? Ecco, che cos'è che possiamo, ma si affrontano e ci aiutano anche a guardare al futuro, altrimenti ne sentiremo sempre di più, il mio parere, anche perché tanto poi saremo sempre più fragili, quindi a maggior ragione ne sentiremo sempre di più. Quando uno è un giovanotto poi li sente di meno, poi quando comincia appunto così ad avere una certa età, quest'anno anch'io cambio decade e quindi la cosa comincia molto a preoccuparmi e comincia a procurare ad avere le cose, insomma, ecco. E le famiglie, io penso già soltanto andare a casa, invitare a casa. Guardate, i ragazzi hanno molto meno problemi. Se non li vedessero dai grandi, come sappiamo, i bambini giocherebbero. Non c'è mica problema. Riescono a comunicare anche quando non c'è la lingua. Cioè anche senza la lingua riescono a imparare subito, lo sappiamo benissimo, i bambini in 2 mesi imparano l'italiano, perché lì la relazione funziona, certo, è proprio totale, no? Ti pensi in relazione agli altri, siamo noi che pensiamo di poter farne a meno, no?
già soltanto invitare, conoscere, far sentire a casa, e poi, a mio parere, anche il problema delle buone prassi, no? Cioè, per esempio, questo sarebbe anche legato al discorso della Caritas. Cioè, io non penso che sia soltanto dare qualcosa, c'è qualcosa molto di più, anche, no? Che ne so, nella Fratelli Tutti, Francesco dice, oh, non è che devi dare soltanto, devi dargli lavoro. Se c'è una cosa devi risolvergli la causa, no? Però poi c'è qualcosa che è il legame. Anche qui riprendiamo sempre il discorso della relazione. La relazione. Conoscere, impareremo che cosa vuol dire la fatica di fare il Ramadan. E impareremo che come noi festeggiamo, guardate che questo qualcuno mette in contrapposizione con la nostra identità. Assolutamente no, io ho sempre pensato quelle cose che forse hanno anche una buona intenzione, ma poi proprio l'eterogenesi dei fini, no? In cui tu, che ne so, al posto del bambinello ci metti la bandiera della pace. Io penso che è stupido, penso io. Ci lasci il bambinello e spieghi che cos'è il bambinello. Non è, non so, capito che dico, non è che quello sei, quindi poi devi essere tanto accogliente, questo sì. Cioè non è l'identità, è sempre appunto in apertura, non è mai in chiusura, no? Per cui insomma penso che con i nostri figli, tutti noi possiamo creare relazione, anche ricordandoci che forse uno che comincia ad avere un amico che non è più uno straniero, perché sei amico, è il mio amico, non so più lo straniero, perché guardate, uno se lo sente dentro, I nostri ancora in alcuni paesi si sentono stranieri e magari sono arrivati alla seconda o alla terza generazione. Perché? Perché c'è un pregiudizio grosso così. Se più troviamo il fatto che quello è l'amico mio, con cui trovo la via dell'amicizia, con cui ci avranno gli stessi problemi con i figli come ce l'abbiamo noi, troveremo un'alleanza, costruiremo appunto delle relazioni che costruiscono il tessuto, che costruiscono l'umanesimo, cioè quella sapienza umana molto figlia del Vangelo, che è la dottrina sociale anche, ma che dobbiamo vivere, non è che facciamo la lezione, la si vive nell'attenzione, nell'accoglienza, eccetera. Sapienza umana. E allora arriviamo alla penultima domanda, perché ovviamente politica, società civile. Invito Luca Bertuola, che è presidente di Partecipare il Presente, e con lui il tema è quello del dialogo tra i soggetti sociali per il bene della famiglia, del lavoro e della democrazia. Buonasera Eminenza, grazie di essere qui e grazie di tutte le parole che finora ci ha regalato. Ringrazio personalmente a nome di tutte le associazioni che da molti anni hanno dato vita a Partecipare il Presente, che è un'associazione che promuove formazione sociale e politica. Ringrazio per questo incontro e per le possibilità di portare un nostro contributo. Siamo associazioni e organizzazioni di rappresentanza e nello specifico ci occupiamo di aggregare imprese, lavoratori, tentando di offrire un luogo in cui si possa tornare a pensare, discutere, capire, con la peculiarità di uno stare insieme, nonostante le diversità ideologiche, culturali, di origine e di scopo. A nostro modo, questo è un modo di far politica, di tenere relazioni. In questa occasione di festa, e auguri al centro della famiglia, non possiamo non pensare alla difficoltà di conciliare il lavoro, la vita e la famiglia, e che il lavoro dia spazio soprattutto alla vita e alla famiglia. È un bene la famiglia, è un bene il lavoro, è un bene la democrazia ed è un bene la pace. Noi lo sappiamo, ma ci sembra che questo pensiero non sia così certo e condiviso. Pensiamo che queste parole e ciò che rappresentano debbano essere benedette. Le chiediamo su questo parole di benedizioni, cioè dire bene di questi concetti, di queste parole. Ne hanno bisogno i lavoratori, chi fa impresa, i volontari e chi prova a rappresentarli. Ne abbiamo bisogno un po' tutti. Grazie.
Grazie a Luca Bertuola. La conciliazione è un altro tema di non poco conto. È bella questa richiesta di una benedizione. E credo che sono davvero una benedizione. Io così guadagniamo, ma lo dico perché credo che siano davvero una benedizione, cioè trasmettano tanto bene, no? Per un luogo come questo aiuta a capire ciò che fa bene e anche quindi ciò che al contrario fa disperdere le possibilità, ciò che divide, ciò che produce ineguaglianza, no? È possibile che negli ultimi 20 anni sono cresciute le disuguaglianze in Italia e quasi non ce ne accorgiamo, che vuol dire che se è vero, come dice la Caritas, che c'è la cronicità della povertà, noi l'accettiamo. Capito? Quindi è funzionale all'altro. Per questo io non posso che non dire bene, perché davvero è quello che voi fate aiutando, aggregando imprese, lavoratori, offrendo un luogo. E poi io penso che sia anche un po' come l'incontro di questa sera, come tanti luoghi in cui uscire un po' da una certa polarizzazione, per cui se dice una parola vuol dire che, e boom, ricomincia la rissa, in cui siamo più attenti a fare la rissa piuttosto che a capire i problemi, no? E credo che un luogo come questo senz'altro è benedetto, insomma, ecco, perché ci aiuta anche a capire come le consapevolezze che avevamo col Covid, che siamo sulla stessa barca, che non ci si salva da soli, no? Che è una cosa che di per sé, diciamo, a parte il Covid, forse qualcun altro ce l'ha insegnato prima, ma appunto poi sembra un insegnamento un po' lontano, démodé. Siamo sulla stessa barca e non ci si salva da soli, che quindi non c'è un destino separato, dobbiamo aiutarci, no? E quindi tutto ciò che fa bene, che permette il bene, che lo rende condiviso, è chiaro che è una benedizione. E questa è la vittoria sulla fragilità. Una piccolissima cosa sulla fragilità, un fragile lo siamo, Sembra che uno tanto dice, scopre che siamo fragili, scopre che a un certo punto pare che la vita finisca. Sì, siamo mortali, siamo fragili, non facciamo i conti con la debolezza, ci sorprendiamo, pensiamo sempre che ci sta qualche pasticcone che ci riesce a risolvere tutti quanti i problemi. Speriamo, per fortuna, se invece di esercitarci a costruire le armi risolvessimo un po' più di malattie. Mi ha raccontato la mamma di Sammy, no? Mi ha colpito, no? Come in 10 anni adesso è possibile curarsi. Mannaggia, e buttiamo via le cose, cioè, capito che dico, come applicarci, ecco. Insomma, per questo penso che ricordarci della fragilità, su questo Papa Francesco è un esempio bellissimo, a mio parere, ci fa capire anche qual è la vera forza. E quindi ricordarci la fragilità fa parte della vita, non è un mascalzone che c'entra dentro, fa parte della nostra vita. Poi purtroppo qualche volta si rivela, sempre con molta fatica, tutti quanti, nessuno accettare la fragilità, non è mai, per di più intossicati come siamo dalla forza, da un'idea di benessere, da un'idea di prestazione, da un'idea di bellezza, da un'idea di fisico. Io ripeto, non è che uno si debba buttare via, assolutamente, curiamolo, ma se non curiamo l'anima è una corsa contro il tempo, è disperante anche, no? Perché non ci fa niente, no? Se non curi le relazioni, e puoi essere anche, avere il fisico plastico a 80 anni, sei ancora un atleta, che ci fai? Questo è il nodo, capito? Dico, per questo è nella fragilità che scopriamo invece Sammy ci insegna, no? Per lui, come tantissimi, anche che altrimenti li disprezzeremmo, che penso che sia la vera cultura che dobbiamo davvero fare cultura,
per cui altrimenti davvero l'eutanasia è ancora più pericolosa, nel senso che è davvero uno scarto, e quindi sembreremmo degli ostinati che non vogliono scartare quello che è già finito. Ma è uno scarto per chi pensa in un certo modo, per chi ama, come è uno scarto, e anche per chi è scartato. Adesso diciamo la verità, se c'è qualcuno che si prende cura di me, beh, ancora un pochetto non mi dispiace andare avanti, no? Ecco. Grazie. E siamo ad affrontare il problema educativo e la scuola, quindi invito Roberto Baruzzo, in rappresentanza dei insegnanti di religione cattolica, diocesi di Treviso naturalmente, noi associazione. Il tema è quello del ruolo degli insegnanti e degli educatori nella formazione di chi affronterà le grandi sfide che ci attendono. Sì, buonasera. Nel documento, nella bozza del documento che i vescovi esamineranno nella prossima assemblea sull'insegnamento della religione cattolica, ci sono dei passaggi molto importanti, credo, che mettono in... Prego? Diceva dipende quale, perché doveva essere pronto. Sì. Rimandata. Uno dei documenti mette in evidenza come le grandi sfide che segnano il cammino dell'umanità ed elenca queste sfide: la questione ambientale, lo sviluppo economico sostenibile, superare le diseguaglianze, la cultura dell'accoglienza e del dialogo, il superamento della logica della guerra, l'avvento dell'intelligenza artificiale, sottolineando come tutte queste sfide richiedono processi formativi di grande respiro e ricchi di valori umani e spirituali, sia in ambito educativo in generale, sia nella formazione scolastica in particolare. Quale può essere allora il ruolo degli educatori, degli animatori, degli insegnanti? Aggiungiamo anche gli insegnanti di religione. Grazie. Grazie Roberto Baruzzo. Voi siete, diciamo, tra i primi pezzi di quell'alleanza per la speranza che chiedeva Papa Francesco, perché in quell'alleanza c'è la città degli uomini, c'è tantissimo la famiglia, c'è tantissimo la scuola, e credo che le difficoltà, diciamo, dei processi formativi che debbono premiare tutti e devono trovare nell'educazione la risposta per ciascuno, no? Io penso che quindi il ruolo degli insegnanti e degli educatori è decisivo. Lo è sempre stato, perché poi l'insegnamento non è mai soltanto, come dire, comunicare delle nozioni, no? Passa sempre attraverso le persone. Questo è vero per tutti quanti il nostro lavoro, qualunque esso sia, anche quello più manuale. In realtà c'è sempre qualche cosa di personale, e se c'è qualcosa di personale cambia, diventa un'altra cosa, lo viviamo un'altra cosa e comunica quello per cui il senso di quello per cui lavoriamo, entra nella comunità, no? E l'insegnante più di tutti, forse, o uno di quelli più di tutti, perché insomma, anche perché tutti noi siamo stati studenti, e ce lo ricordiamo che cos'è che ci colpiva e cosa non ci colpiva, che cosa vedevamo, che cosa non vedevamo, che cosa ci è rimasto, che cosa ci ha segnato, e cosa che invece è passato proprio come l'olio e l'acqua, no? E in questo è un grandissimo impegno. Per esempio, molte volte credo che la scuola supplisca anche a tante altre fragilità. Non so, io tutti gli insegnanti con cui parlo, a molti insegnanti con cui parlo, dico sì, ma il vero problema non sono i figli, il vero problema sono i genitori. Cioè, tendenzialmente, diciamo, sono più preoccupati delle difficoltà che hanno, anche perché le difficoltà dei figli più delle volte c'è anche tante volte, diciamo così,
delle cause anche molto evidenti, no? Per cui insomma credo che davvero il vostro ruolo, compreso quello della religione, io penso che sia davvero per me anche quello è un'altra cosa che noi ci rivendiamo un po' poco, a mio parere, un po' anche perché purtroppo se l'alternativa è andare al bar a pigliare il caffè oppure prepararti l'interrogazione successiva, non c'è storia, no? Perlomeno è molto più difficile, anche perché l'insegnamento di religione è davvero importante. Adesso dice vabbè, quello fa presidente della CEI, per forza deve vendere il prodotto, no. Non so, Cacciari dice che bisogna imparare la Bibbia, bisogna far studiare la Bibbia, lo dice anche qualcun altro, ma mi colpisce che Cacciari dice come fai a capire il mondo in Italia, in Europa, senza conoscere la scrittura, no? Io penso che davvero faccio un esempio che adesso spero nei prossimi giorni riusciamo l'ufficio degli insegnanti di religione cattolica, IRC, perché mi veniva la sigla ma non mi veniva la cosa, della CEI, ha lavorato con i rabbini per preparare le schede, per fare un esempio, per preparare le schede per parlare dell'ebraismo ai ragazzi, perché è chiaro che in realtà come tutti sappiamo che nell'ora di religione si fa di tutto, tendenzialmente si parla, e quindi sono state fatte con i rabbini ed è a mio parere un segnale importantissimo sia di collaborazione e anche di correttezza nello spiegare che cosa significa l'ebraismo, per esempio, come lo vorrebbero, come desiderano i rabbini, secondo l'interpretazione dei stessi rabbini, quindi senza nessun tipo di sovrapposizione o di pregiudizio, ancora peggio. Insomma, comunque voi siete un avamposto e dobbiamo dire che dobbiamo molto alla scuola, davvero, a tutte, compresa la scuola paritaria che fa un lavoro straordinario a mio parere, e non è la scuola dei ricchi, non vuole essere la scuola dei ricchi, non è la scuola dei benestanti, anzi tante volte è una scuola dove ci vogliamo accogliere tante disabilità, tante fragilità. Comunque sia, la scuola fa davvero è un avamposto, è uno dei luoghi delle trincee dove si gioca tanto del nostro futuro, perché si gioca oggi. Questi sì che mica aspettano le indicazioni, se la devono giocare devono costruirla nel giorno per giorno, no? Con tanta fragilità anche nei ragazzi. E penso che per esempio ci sono i problemi di relazione, no? Ce ne accorgiamo di più o ce ne sono di più? Perché in molti casi noi ci accorgiamo di più di difficoltà che prima pensavamo questo non vuole studiare, questo in realtà poi per fortuna abbiamo una capacità di comprensione, di lettura, di professionalità che permette di capire i problemi, no? E forse possono vedere tutte e due, e però dobbiamo fare la risposta, e la risposta è una scuola che sia ancora di più in grado di trovare l'educazione e l'itinerario per ciascuno e insieme, non facendo le serie A e le serie B, ma insieme. Sì, allora io mi permetto di dire che sono avamposti coraggiosi quelli degli insegnanti, perché non è affatto facile per loro. Siamo all'ultima domanda per i sindaci. Abbiamo la fortuna di avere qui anche il presidente dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI Veneto, che è Mario Conte, e che guarda oltre i confini naturalmente del Veneto e dell'Italia, e quindi ascoltiamo la domanda dei sindaci. Porto anche il saluto di Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, presidente della conferenza dei sindaci, che mi prega di fare questa domanda. I cittadini, le organizzazioni del terzo settore e le forze produttive della nostra comunità guardano con grande preoccupazione l'inizio e l'evoluzione della guerra tra Ucraina e Russia. Lei è stato particolarmente informato e coinvolto in queste dolorose vicende che
che ha avuto modo di andare anche in missione a Mosca e a Kiev, dove si è occupato della sorte dei bambini ucraini deportati in Russia già all'inizio della guerra. Ci sono oggi delle condizioni di pace attese dai due paesi che possono essere raggiungibili e si può auspicare che si arrivi ad una pace giusta per l'Ucraina. Si può ancora trattare tra tutte le potenze per il disarmo di cui si parlava perfino durante la prima guerra fredda relativamente al nucleare e che adesso appare dimenticato. Quale ruolo può esercitare l'Europa in questo scenario? Anche questa è una domanda. Grazie Mario Conte, che ne racchiude tante altre e noi ci proviamo. Io penso che dovrei dire a casa che tornate domani mattina. No, faccio risposta rapida perché questa era l'ultima, giusto? L'ultima ed è quella proprio della disperazione. Non volendo abusare, diciamo, dell'ascolto, che veramente vi ringrazio anche già di questo. E poi io sono convinto, lo dico per me, che gli incontri sono sempre generativi. La relazione porta sempre qualche cosa, se appunto non ci rimbalza, c'è sempre qualche cosa che ci fa capire, che ci fa crescere, che ci genera, ecco, spero che davvero sia così, lo sento tanto, lo dico per me, insomma, anche nelle domande chiaramente, che chiaramente non sono soltanto le domande, ma sono anche delle preoccupazioni e tradiscono delle evidenti preoccupazioni. Devo fare però prima spezzare una lancia a favore del Lanci. Cioè, io sono 3 anni che mi invitano ad andare al Lanci e cos'è la cosa che mi colpisce? Il civismo. Cioè, credo, questo lo può dire il sindaco, cioè in cui effettivamente le appartenenze che ci sono e che per fortuna che devono starci, mica l'appiattimento, non è il contrario, non è che il civismo mica vuol dire che però c'è quello che ci unisce è più forte di quello che ci divide, diciamo così. Per cui effettivamente c'è una trasversalità, un incontrovarsi anche perché poi alla fine i problemi sono sempre quelli, diciamo così, c'è il problema è che non c'hai i soldi per quello, che il cittadino che ti chiama e dice, ecco, per cui poi è chiaro che poi c'è per fortuna sensibilità, punti di vista diversi, però si capisce la trasversalità, si capisce la convergenza. Io tutte le volte sono andato, avrei fatto fatica a capire, ma quello lì che cos'è di centro-sinistra, di centro-destra, è azzoppato da una parte, stampava, fa un giorno di sì, un giorno da una parte, un giorno dall'altra. Veramente c'è il vero civismo, infatti anche molto civile anche dall'altro, nel senso bello, vero del termine. Sbaglio, io non voglio fare... veramente sono sempre... Sul problema della pace... è che l'avete ricordati all'inizio, 80 anni fa, 81 anni fa, ieri, non so, per me sarebbero stati i miei genitori, per molti, non so, i nostri nonni, o comunque, ieri, per questo penso che il discorso della pace è un problema, non è un facoltativo, non so come dire, non è che poi ci stanno quelli che hanno il pallino della pace. E se perdiamo il pallino della pace siamo molto più vulnerabili rispetto a quello della violenza, della guerra, dell'odio, dell'incomprensione, e dobbiamo preoccuparci se riusciamo a stare meno insieme e se non facciamo la manutenzione della pace, perché la pace non è una volta per sempre, no? Quella, diciamo così, una volta andammo in Mozambico, c'era una cosa che diceva, oggi firmiamo la pace eterna. Io dissi, vabbè, sentite, aspettiamo un attimo, dico vero, perché sembrava, ecco, di eterno non c'è nulla, e lo sappiamo che c'è, quanto è fragile, no? Quanto è minacciata, no? Ce ne accorgiamo anche in maniera imprevedibile, eccetera. Ecco, sul disarmo totalmente d'accordo, nel senso che non dobbiamo smettere. Cioè la consapevolezza di quelli che hanno vissuto la seconda guerra mondiale, che ci hanno dato questi 80 anni di pace a caro prezzo, perché molti era il testamento. Andremo con il presidente
quest'anno appunto sono gli 80 anni, no? E a Bologna c'è il cimitero più grande dei tedeschi, più di 30.000 ragazzi, e il cimitero più grande dei polacchi, che furono i polacchi a liberare Bologna, e c'è un cimitero di inglesi, financo di sudafricani, lo dico, di neozelandesi, eccetera, no? Allora andremo col presidente della conferenza episcopale europea, con quello tedesco, con quello polacco, da lì a ricordare insieme quel testamento di quelle persone lì, che il testamento di quelle persone è la pace, è mai più. Questo è il testamento di un ragazzino di 20 anni che è morto, polacco, che è morto per liberare Bologna, o di un ragazzo tedesco che è morto perché sognava soltanto di tornarsene a casa, penso come tutti quanti i ragazzi, come oggi sognano tutti quanti i ragazzi ucraini o russi che si ammazzano con l'intelligenza artificiale e col pugnale, quelle cose terribili, no? che però le vedi tutto col pugnale, come se con la trincea della guerra del 15-18, che però la vedi in diretta, come alla fine come se fosse un partecipi e sei lontanissimo, no? La vedi tutto e non... ecco. Allora, una considerazione e poi leggo questo e finisco per davvero. La pace giusta. Quindi il disarmo va bene, cioè, anzi dobbiamo provare, perché non è la stessa cosa se c'hai 4.000 bombe atomiche sulla testa, o se cominci a pensare che forse quelle fanno davvero male, se arriva un cicciottello che gli piace giocare con i missili e che così scappa il bottone sbagliato, succede un disastro, no? Ecco. Quindi il problema della pace ci arriva attraverso il dialogo. Il Papa Francesco che ha sempre insistito su questo, sempre, tanto che qualche volta diceva no, ma tu allora sei complice di, oppure non difendi a sufficienza, pensi che bisogna arrendersi. No, non si arrende al fatto che la guerra sia la sconfiggi con la guerra, mentre invece non si è arreso a quest'idea e ha sempre pensato che, come speriamo che cominci ad avviarsi, ad avvenire, che la cominci col dialogo. Ecco. E poi sul problema della pace giusta. La giustizia non è c'è chi dice che la pace è sempre sporca, cioè non esiste la pace perfetta, no? Pace e giustizia anche nella scrittura e nella mitologia stessa, pace e giustizia sono insieme, anche perché se non c'è la giustizia non c'è pace, ricomincia subito la guerra, no? È la premessa, e anche quindi essere giusti è un modo per difendere la pace, no? Dall'altra parte, se c'è ingiustizia e se noi accettiamo l'ingiustizia è un modo per indebolire la pace. Sono proprio due sorelle. Quando andammo da Zelensky facevamo proprio il discorso delle sorelle siamesi, la pace e la giustizia come proprio poi dicevamo anche però guardate che la pace per essere dura deve avere le garanzie, ma comunque ecco. Poi aggiungerei però anche che giusta è la pace. Quindi c'è una pace giusta, certo, dopodiché c'è il problema di come arrivarci, eccetera. Finisco leggendo questo discorso di Papa Francesco, che sempre spesso non confondite che quello che ci chiede in questo anno, ed è bellissimo, davvero finisco con questo, il primo segno di speranza si traduca in pace per il mondo, che ancora una volta si trova immerso nella tragedia della guerra. Ce l'ha detto in tutti i modi che è la terza guerra mondiale. Poi abbiamo pensato, vabbè, è una bella espressione, pensato un po' intelligente, è la terza guerra mondiale, è una cosa che uno dovrebbe dire. Immemori dei drammi del passato, l'umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova, che vede tante popolazioni oppresse dalla brutalità della violenza. Domanda: cosa manca ancora a questi popoli che già non abbiano subito?
Seconda domanda, com'è possibile che il loro grido disperato di aiuto non spinga i responsabili nazioni a voler porre fine ai troppi conflitti regionali, consapevoli delle conseguenze? E poi, è troppo sognare che le armi tacciano e smettano di portare distruzione e morte? E gli aggiungerei, ma che dobbiamo andare a sbattere? Per piantarla? Che dobbiamo fare? Davvero essere un altro bombardamento per capire che bisogna fare la pace, che bisogna vivere insieme, che abbiamo il dono di poter vivere non più contro gli altri, ma insieme agli altri, no? Perché altrimenti il rischio è questo, cioè che capiamo le cose soltanto quando siamo costretti come consuntivo, no? Mentre invece dobbiamo... L'esigenza della pace interpella tutti e impone di perseguire progetti concreti. Non venga a mancare l'impegno della diplomazia per costruire con coraggio e creatività spazi di trattativa finalizzati a una pace duratura. Mi sembra che un po' la diplomazia qualcosa si è rimesso in moto, speriamo che porti a un po' di pace e di giustizia. Grazie al Cardinale Matteo Maria Zuppi. Mi dispiace non poter dar voce al pubblico, ma dobbiamo stare nei tempi, e anche lunedì. Domani si torna tutti veloci con la sveglia, però per le conclusioni, siccome siamo fatti di relazioni, la parola va a Monsignor Michele Tommasi. E buona serata a tutti. La conclusione è semplicemente motivare il grazie. Motivare il grazie perché Cardinal Zuppi si è messo a disposizione di un fuoco di fila di domande. Non ha risparmiato passione e sincerità su nessuno dei temi esposti, non perché sia il tuttologo, ma perché è una guida, è un pastore appassionato tanto della parola di Dio quanto della vicenda degli uomini e delle donne di questo nostro mondo, e quindi ci ha mostrato un pochino come si potrebbe lavorare insieme. Questo esporsi ha stimolato, su invito di Don Francesco, del Centro della Famiglia, a mettersi insieme anche tante realtà di Treviso, della nostra vita sia civile che ecclesiale, per pensare insieme anche queste domande che erano pensate, e quindi persone si sono incontrate, hanno riflettuto, si sono messe in discussione, e anche vedere questa bella assemblea significa che c'è una Chiesa che ha voluto nelle sue molteplici forme essere presente per ascoltare, nel nome di una delle esperienze di questa nostra Chiesa, che è quella del Centro della Famiglia, ascoltare la voce del pastore. E questo ci dice come potrebbe essere la nostra Chiesa, che trovo anch'io stia bene. La Chiesa sta bene se si ricorda che nasce da Cristo, che ascolta il Vangelo e che è nella compagnia degli uomini e delle donne di questo tempo e che vuole stare bene. Questo è stato ripetuto più volte, ma mi è piaciuto moltissimo. Papa Francesco nella Laudato Si dice un'espressione che a me piace tanto perché mi sconvolge sul nostro tempo. Dice: abbiamo potenti e imponenti mezzi per scarsi e rachitici fini. Cioè sappiamo fare di tutto e non sappiamo più perché. Ma questa sera io ho percepito che il perché lo sappiamo, perché siamo impastati gli uni degli altri, perché siamo parte della tessitura viva del creato, perché insieme e ciascuno in questo insieme siamo amati di amore infinito da Dio, e questo amore poi traborda, deborda, e vorremmo poi che questo amore venisse vissuto da tutti nel nostro mondo. Allora la partecipazione, l'impegno, il lavoro insieme, il dibattito, anche alle volte lo scontro, in quella espressione oggi diceva Sequeri su
ieri su Avvenire, che la dialettica è didattica. È discutendo che impariamo qualcosa di sempre più profondo e più nuovo su di noi. Questo si riferiva all'Assemblea Sinodale, ma si riferisce alla nostra vita. Allora, il tessitore di comunità, io nella mia piccola esperienza sperimento il Cardinal Zuppi come un tessitore di legami anche tra le chiese in Italia, e questo davvero grazie, perché è importante, è un contributo grande di dialogo, di incontro, di ascolto. Nella nostra chiesa si parla, ci si ascolta, si inizia a rivedere pregiudizi e si cammina insieme davvero, e questa tessitura è molto importante. Tra alcune frasi che mi sono segnato, e vorrei chiudere proprio con questa: ti devi dannare per salvare. Ma questa è una descrizione di ciò che stiamo celebrando e che celebreremo in Settimana Santa. Uno che diventa maledizione per interrompere la spirale della violenza e per donare la vita nella risurrezione a Gesù Cristo, e allora lo seguiamo così in un cammino di chiesa che a me piacerebbe più semplice, perché si basa semplicemente sullo stare bene, e lo stare bene è quando mi scopro nei tuoi occhi e scopro che da te ricevo ciò che veramente sono, e tu probabilmente lo trovi in me, e se manca il tuo contributo io sono un po' meno me stesso, un po' meno felice, ma se ci siamo insieme allora poi siamo quella chiesa che è così madre, in una tessitura di amicizia e di amore tra i suoi figli e per tutta l'umanità. Per cui è stato un regalo grande per me, ma penso per tutti noi, e allora questa era la motivazione, e adesso semplicemente grazie. Prima, scusate un attimo, prima di congedarci, un attimo solo, avevamo un pensiero a nome di tutte le famiglie, la Sua Eminenza, per ringraziarla. Penso che la casa costruita sulla roccia sia una cosa significativa per questa sera, per i momenti sereni, e soprattutto che sia una casa accogliente, aperta, giusto? Le lascio anche il libro che parla di noi, che parla delle famiglie, e è bello leggerlo, dico sempre, quando si apre si sente brezza di famiglia, profumo di relazioni. Grazie per questa sera. Grazie. Grazie. Un omaggio anche per il nostro gentilissimo arbitro di questa sera, sempre professionale. Grazie. Grazie, grazie. Ci guida sempre professionalmente. Pensiero anche per il nostro vescovo, perché la casa sulla roccia, chi meglio di lui la sta costruendo alla nostra diocesi. Grazie mille, grazie. Buona serata a tutti.